Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale buon pomeriggio dal Palamellano di Sestu, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. In campo tra pochi minuti Sustentu Sestu e SF Torres, una partita tra la prima in classifica e la penultima, ovvero la Torres. Una sola vittoria fino a questo momento in campionato contro il fanalino di coda Generugi, però Pietro Moschetti, dirigente dell'Accademia Basket, la partita d'andata insegna che la Torres è un avversario da non sottovalutare, infatti in quell'occasione per 25 minuti rimase in partita. Nulla da dire su quelle che sono considerate, chiamiamole, squadre outsider del campionato, però bisogna sempre stare attenti, anche se noi siamo valutati e quotati essendo primi in classifica con una sola sconfitta. Torres la dice lunga, nel senso di una squadra giovane, una squadra dinamica, una squadra che può metterci in difficoltà in qualunque momento. Noi dobbiamo giocare questa partita con quel pensiero, dove mollare mai e andare sempre avanti. Sustentu dovrà giocare questa partita senza Mauro Graviano. Quanto potrà incidere la sua assenza? Immagino tanto, ovviamente, come sempre. Assolutamente, come avete visto sino adesso Mauro ha dato sempre il suo apporto alla squadra ogni volta che è stato in campo. Adesso purtroppo per questioni lavorative oggi non ci sarà. Diamo spazio ai giovani, diamo spazio alle seconde linee, anche se poi non sono seconde linee, perché la rotazione che sta facendo il coach in questo campionato è abbastanza buona, cercando di far giocare un po' tutti. Si aspetta tanto dai giovani playmaker, soprattutto ne cito qualcuno, Pintus, Calandra, anche Casula. Quest'oggi insomma hanno fatto praticamente sempre bene nel corso di questo campionato quando chiamati in causa. Quest'oggi saranno testati però su un minutaggio più lungo, per cui sarà un test importante anche per il prosieguo della stagione che è ancora molto lunga. Dobbiamo fare questo, farli crescere, dobbiamo dargli minuti, dobbiamo dargli gioco, e nonostante la squadra avversaria magari può essere un po' più, diciamo, agevole fare una partita con loro, loro devono dare sempre il massimo. L'ultima battuta te la chiedo sulle altre squadre del campionato di Serie C Silver. È arrivata la sconfitta per l'Esperia nel derby contro l'Olimpia, un risultato che vi ha permesso di ristabilire il +6 in classifica. Immagino un risultato accolto con molta soddisfazione nella dirigenza in squadra nel corso della settimana. No, senza dubbio, però abbiamo sempre rispetto di quelli che sono gli avversari del campionato, quindi può essere l'Esperia che sta subito dietro di noi, può essere l'Olimpia, può essere la stessa Generugi, dobbiamo sempre avere rispetto. Il campionato ha una seconda fase che è quella dei playoff, dove ogni partita dirà la sua, quindi aspettiamo questa seconda fase, vediamo qual è la griglia di partenza e quali saranno appunto gli scontri. Tutto pronto al Palamellano di Sestu, iniziata la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Sul parquet Sustentu Sestu e SF Torres, una sfida tra la prima in classifica, il Sustentu Sestu con 28 punti in classifica, 14 vittorie e una sola sconfitta,
La penultima in classifica è invece la Torres di coach Tonio Mura, 2 punti in classifica conquistati contro il fanalino di coda Generugi nel corso di questa stagione. Le squadre sono in campo con i seguenti quintetti. Per la Torres ci sono Gerardo Langiu, Luca Chessa, Alessandro Pacifico, Alessandro De Muru e Carlo Basoli. Per Sustentu invece Gabriele Calandra in quintetto assieme a Nicole Elia, Mauro Passaretti, Alessandro Secchi e Mirko Pilo. È arrivato il primo canestro della partita, lo ha realizzato la Torres. Dobbiamo ricordare 2 assenze molto importanti in casa Sustentu. Mauro Graviano non c'è a causa di qualche problema lavorativo, quest'oggi non è potuto essere della partita assieme ai compagni. Non c'è un'assenza purtroppo di lungo corso, Fabio Villani, capitano del Sustentu. Palla persa intanto dai pirati di coach Marco Sassaro, il punteggio è sempre di 2-0 in favore della compagine sassarese, che ora attacca con Gerardo Langiu. La palla in punta per il numero 9 Alessandro De Muro, circola la sfera sul perimetro, ora con la partenza in palleggio da parte di Pacifico che cerca un varco. Chessa fuori ancora per il numero 9 De Muro, arriva un errore adesso dalla lunga distanza, ma buona circolazione da parte della Torres. Dall'altra parte fuga in contropiede con canestro da parte di Mauro Passaretti, schema collaudato questo per l'Accademia con la fuga del 5 in contropiede subito dopo il rimbalzo d'attacco. Un lungo che sa correre Mauro Passaretti, così come il collega Edoardo Melis, ne hanno dato ampia dimostrazione nel corso di questo campionato. Arriva dunque anche la parità qui al Palamellano, 2-2 tra Torres e Sustentu. Ora si prende il tiro, Carlo Basoli lo sbaglia però, rimbalzo controllato dall'Accademia che va subito in post da Alessandro Secchi che trova un varco, sbracciando riesce a realizzare i 2 punti che valgono il primo vantaggio della partita per il Sustentu. Particolarità di questo match contro una squadra sassarese, ci sono 2 sassaresi, entrambi classe 1988 per Sustentu, Mirko Pilo e Alessandro Secchi, ex Dinamo Sassari, entrambi intanto dall'altra parte infrazione di passe commessa da Carlo Basoli, che è il miglior marcatore in questa stagione per la Torres con 17 punti di media. In 2 occasioni nel corso di questa stagione ha avuto degli high di 27 Carlo Basoli, elemento di spicco della Torres, così come elemento di spicco anche Andrea Pompianu, che non fa parte della formazione di coach Tonio Mura quest'oggi perché è stato convocato con la prima squadra della Dinamo Sassari per la sfida contro Cantù. Dunque complimenti alla Torres, complimenti anche a coach Tonio Mura. Squadra laboratorio la Torres, che non va giudicata ovviamente dai risultati ma dalla crescita dei singoli, e stanno crescendo i ragazzi di casa Torres con anche delle soddisfazioni come quella che vi abbiamo raccontato in precedenza, appunto di Andrea Pompianu, convocato in prima squadra per la sfida tra Dinamo Sassari e Cantù. Intanto attacca il Sustentu ora con Mauro Passaretti, l'uscita dei blocchi da parte di Nicola Elia, si smarca Mirko Pilo, preferisce la partenza in palleggio all'arresto e tiro, sbaglia però Mirko Pilo, rimbalzo controllato da Langiu, si lancia in contropiede a tutta velocità, cerca l'arresto e tiro, lo manda sul secondo ferro, la palla che si arrampica sul tabellone ed esce. 4-4 il punteggio, 6 minuti e 37 secondi al termine del primo quarto qui al Palamellano di Sestu. Directasport.it e sardegnasport.com anche quest'oggi al fianco dei Pirates nel campionato di Serie C Silver maschile. Attacca Nicola Elia, cerca Alessandro Secchi, spaglia canestro, la partenza in palleggio di Alessandro Secchi, l'ultimo tocco secondo gli arbitri è stato della difesa della Torres e dunque si ripartirà con una rimessa dal fondo in favore dei pirati di coach Marco Sassaro. 6 minuti e 24 ora al termine del primo quarto di gioco, la rimessa in gioco di Nicola Elia, poi fuori per Gabriele Calandra, c'è spazio per il tiro da 3 punti che Nicola Elia manda però sul secondo ferro, rimbalzo lungo controllato da Alessandro Secchi che parte ancora una volta in palleggio, va a cercare palla il numero 9 della Torres, anzi il numero 5, si trattava di Luca Chessa, classe 1997, primo fallo della partita per lui, e Sustentu che può rimanere in zona d'attacco ancora con la rimessa eseguita da Nicola Elia, reduce dalla super prestazione di sabato scorso a Calasetta, 28 punti mandati a segno, importantissimo nel finale di partita e anche nel corso dell'overtime per strappare il successo importantissimo dei pirati sull'Automec Calasetta di coach Andrea Masini col punteggio di 96-92. Intanto buona difesa da parte della Torres che ora può tornare in zona offensiva
per il possibile vantaggio, sbaglia l'Angiu, recupera in qualche modo il pallone, ora controllato da Calandra, prende la linea di fondo, lo scarico fuori per il numero 6 Pacifico, si va dentro ora ancora da l'Angiu, si appoggia al tabellone ma arriva un altro errore per la Torres che ora ruba palla, l'intercetto da parte di Alessandro Pacifico, ora l'Angiu che va a cercare sotto canestro De Muru, palla persa dalla Torres, tanto generosa quanto imprecisa, a volte precipitosa nel gestire questi possessi offensivi. Torres, formazione molto dinamica che nella sfida d'andata vinta per 75-50 da parte del Sustentu destò comunque un'ottima impressione rimanendo in partita per oltre 25 minuti, squadra che fa della corsa, del dinamismo, della velocità la sua arma principale, fa della tiro da 3 punti invece la sua arma principale. Mirko Pilo ne ha dato un'altra dimostrazione in questo momento. Conclusione dalla lunga distanza a segno che vale il 7-4 più 3 Sustentu, si mangia intanto un altro canestro facile da sotto la Torres. Ora la partenza in palleggio difettosa però da parte di Mirko Pilo che muove il piede perno prima di mettere palla a terra, infrazione dei passi puntualmente segnalata dal duo arbitrale composto dai signori Davide Angelo Antoni di Cagliari e Nicola Miliddi di Quartu Sant'Elena. Primo cambio della partita per coach Tonio Mura che richiama in panchina Gerardo Langiu. Sul parquet c'è con il numero 11 Andrea Amato, anche lui giovanissimo, classe 1999, attacca la Torres proprio con De Muru, ora la palla sul perimetro per il tiro tentato da Pacifico, l'errore, il rimbalzo del Sustentu, la fuga in contropiede stavolta da parte di Mirko Pilo che si prende il centro dell'area, il tiro contro un possibile contatto falloso comunque non ravvisato dagli arbitri, arriva il canestro comunque di Mirko Pilo a regalare il più 5 Accademia sul 9-4, qui il passaggio di Pacifico che però non può essere controllato da nessun compagno, Pacifico che poi va a spendere il fallo per fermare la transizione rapida da parte del Sustentu. Altro cambio per coach Tonio Mura, esce proprio l'autore della palla persa precedente ovvero Alessandro Pacifico e c'è il primo ingresso in campo con il numero 1 per Giovanni Pischedda, giocatore classe 1997, rimessa per Sustentu, ancora come sempre difesa allungata dall'Accademia che perde ingenuamente palla con un malinteso. Prova ad approfittarne il numero 11 Andrea Amato, arriva l'errore, dorme a rimbalzo però l'Accademia e viene giustamente punita dal canestro dalla media distanza da parte di Giovanni Pischedda. Non grandi segnali difensivi da parte del Sustentu, ne approfitta la giovanissima Torres che si riporta sotto di 3 lunghezze, 6-9 ore il punteggio, lo scarico fuori di Secchi ancora a mettere in ritmo Mirko Pilo, l'asse sassarese che funziona ancora una volta a dovere e più 6 ora Accademia, 12-6 il punteggio qui al Palamellano, 3 minuti e 38 al termine del primo quarto. Attacca ora la Torres con Carlo Basoli, l'errore, il rimbalzo lungo controllato da Mirko Pilo che si lancia in contropiede, Mirko Pilo fa tutto da solo e va a guadagnarsi il fallo speso probabilmente dal numero 1, si tratta di Giovanni Pischedda, primo fallo della sua partita e primo ingresso in campo anche per Luigi Cabriolu, altro giovanissimo di questa partita, stavolta in casa Sustentu che va a rilevare Nicola Elia. Dunque entra in campo anche Luigi Cabriolu, qualche problema di falli per lui nell'ultima sfida del Sustentu a Calasetta, vedremo quello che sarà il suo impatto in questa sfida. Attacca il Sustentu con Alessandro Secchi che attacca forte il pitturato, non è preciso però nella conclusione, ultimo tocco a rimbalzo da parte di Mauro Passaretti e rimessa dunque per la Torres che rimette in gioco con il numero 12 Carlo Basoli. La palla all'indirizzo di Pischedda che può imbastire una nuova azione d'attacco per la formazione sassarese, su di lui la difesa di Gabriele Calandra, la palla ora per Chessa, si torna da De Muru che attacca Passaretti, va dentro e si guadagna il fallo della difesa. Bella partenza in palleggio da parte di Alessandro De Muru che trova il fallo di Mauro Passaretti. Coach Marco Sassaro prepara un altro cambio, uscirà Gabriele Calandra e farà il suo primo ingresso in campo sul parquet con la canotta numero 6 Alessandro Casula. Avvicendamento dunque in regia in casa Sustentu con Alessandro De Muru che intanto è già pronto in lunetta per i primi 2 liberi della sua partita, più 6 Sustentu 12-6. Primo libero assegno per De Muru, gli applausi del Palamellano, ancora De Muru in lunetta.
3 minuti e 8 secondi al termine del primo quarto, errore col secondo libero da parte di De Muru, rimbalzo di Luigi Cabriolu che porta il pallone in zona offensiva, passaggio un po' telefonato all'indirizzo di Mirko Pilo, molto attivo sulla linea di passaggio Carlo Basoli che intercetta il pallone, non lo può però controllare, allora altra rimessa in attacco per il Sustentu, stavolta con Alessandro Secchi che va a lavorare spalle a canestro, prova a sfruttare il mismatch, arriva da dietro la stoppata da parte di De Muru, secondo gli arbitri è fallosa, la chiamata arbitrale è stata del signor Nicola Miledi di Quartu Sant'Elena, dunque 2 liberi anche per Alessandro Secchi, giocatore sassarese classe 1988, prima stagione al Sustentu Sestu per lui e primo viaggio in lunetta per Alessandro Secchi che segna il primo libero ristabilendo dunque il +6 Sustentu sul punteggio di 13-7. Ora sono 7 invece le lunghezze di margine perché è arrivato il canestro anche col secondo libero da parte di Alessandro Secchi e altro cambio per coach Marco Sassaro, altro avvicendamento tra pari ruolo, esce Mauro Passaretti, entra Edoardo Melis, difesa leggermente allungata anche per il Sustentu, ora con Basoli che porta la palla in zona offensiva, il tentativo di anticipo da parte di Mirko Pilo che è l'ultimo a toccare questo pallone, rimessa in attacco per la Torres, 17 secondi per prendere il tiro, Luca Chessa a eseguire la rimessa, si smarca Basoli che riceve ora il pallone, cambia lato per Pischeda, ora la partenza in palleggio da parte di Chessa che prova a prendere il centro dell'area, bella la finta contro Mirko Pilo ma l'arresto era stato difettoso per infrazione di passi chiamata a Luca Chessa che stava cercando un bel giro sul perno, mosso però appunto il piede perno, secondo gli arbitri Luca Chessa, chiamata l'infrazione da parte degli arbitri, attacca Mirko Pilo, la finta di Edoardo Melis, la palla sotto per Alessandro Secchi, arriva la chiamata arbitrale a un altro fallo di Alessandro Secchi, ovviamente la Torres non ha dei lunghi di ruolo propriamente detti, dei lunghi classici diciamo così, ovviamente soffre, va a soffrire la fisicità di Alessandro Secchi, altro fallo speso dalla difesa e altro viaggio in lunetta per il lungo sassarese che va ancora a segno dalla lunetta permettendo al Sustentu di allungare ora sul 15-7 che diventa poi 16-7, 2 minuti e 34 al termine del primo quarto, la rimessa in gioco eseguita ora Pischeda che porta il pallone in zona offensiva, controllato da Luigi Cabriolu, la palla ora per Gerardo Langiu, l'uscita dei blocchi e la finta da parte di Andrea Amato, circolazione sul perimetro con Pischeda che cerca il varco per un tiro, arresto e tiro da parte di De Muru che sbaglia, rimbalzo di Alessandro Secchi, prova a partire rapidamente Luigi Cabriolu che si deve però appoggiare all'indirizzo di Mirko Pilo, rallenta un po' le operazioni ora il Sustentu che ci prova con il post di Edoardo Melis che trova con un buon passaggio Alessandro Secchi, non arriva il canestro, non arriva il fallo su Alessandro Secchi, errore per il Sustentu, Basoli dal palleggio, arriva il blocco di De Muru, poi la partenza di Pischeda che va fino in fondo ad attaccare il ferro, trova altri 2 punti per la Torres che finalmente riesce a sbloccare il proprio tabellino di 16-9, ora il punteggio in favore del Sustentu, risponde subito Mirko Pilo che va ad attaccare il centro dell'area e segna, allora Sustentu che doppia la Torres sul 18-9, De Muru pesca dentro, il bel taglio da parte di Gerardo Langiu, c'è il fallo, secondo gli arbitri è in ritardo Luigi Cabriolu che va a spendere il fallo, primo fallo della partita del giovanissimo di Cada Sustentu e altro cambio per coach Marco Sassaro, primo ingresso in partita anche per Davide Melis, esce Alessandro Secchi, protagonista di una buona prima parentesi di gara, Sustentu è andato a cercarlo molto, a cercare la sua fisicità in post, Alessandro Secchi che va dunque a prendersi un po' di riposo e riepiloghiamo quello che è il quintetto del Sustentu, ora in campo con Alessandro Casula, Luigi Cabriolu, Mirko Pilo, Davide Melis e Edoardo Melis nello spot di 5, errore intanto con il secondo libero da parte di Gerardo Langiu, rimbalzo controllato da Davide Melis, solita pressione arrembante da parte della Torres, riesce comunque a venirne fuori bene Sustentu, Alessandro Casula prova ad andare dentro, cerca il pallone, lo trova Pischeda che poi si lancia in contropiede a tutta velocità, lo scarico molto intelligente all'indietro all'indirizzo di Amato che però non riesce a trovare la via del canestro, lo scarico dall'altra parte di Casula ancora per Pilo, primo ferro per Pilo
bel rimbalzo da parte di Cabriolu che riesce poi a correggere dopo l'errore e a guadagnare il più 11 su Stentu. 20-9 il punteggio, 40 secondi al termine del primo quarto, mentre attacca Giovanni Pischedda dal palleggio a cercare Basoli, ora fuori per De Muru, controllato da Edoardo Melis. La partenza in palleggio di De Muru, ora si va da Pischedda, Casula va troppo forte sul pallone secondo gli arbitri, va a spendere il fallo, primo fallo della partita anche da parte di Alessandro Casula che spinge, e Torres che potrà rimanere in zona offensiva con la rimessa in gioco, ma prima ci sarà da amministrare un time out chiamato da coach Tonio Mura. 27 secondi al termine del primo quarto, situazione di 20-9 in favore del Sustentu. Ultimi 27 secondi del primo quarto tra Sustentu Sestu e Sef Torres. 20-9 il punteggio in favore dei pirati di Marco Sassaro, mentre Basoli finta il tiro, poi decide di prenderlo dalla lunghissima distanza. Arriva l'errore, rimbalzo di De Muru, ultimo tocco da parte di Davide Melis e altra rimessa in zona offensiva per la Torres. 15 secondi ancora al termine del primo quarto, 14 invece per l'attacco della Torres, dunque discrepanza di un secondo tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Si prende il tiro e lo manda a segno dalla lunga distanza, molto bravo Andrea Amato, a segno con la tripla che vale il meno 8. Torres 20-12, Alessandro Casula dall'altra parte, 2 secondi, si deve affrettare Casula che manda per aria un airball che non trova appunto la via del canestro. 20-12 il punteggio al termine del primo quarto, più 8 su Stentu Sestu. È iniziato il secondo quarto di Sustentu Sestu Sef Torres, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Attacca la Torres con Pischedda dal palleggio, in un angolo Basoli non trova lo spazio per il tiro, allora si va da Amato, ancora da Pischedda, arresta il palleggio. Langiu cerca un varco, rischia l'infrazione di passi. Langiu, buona difesa ora da parte del Sustentu, arriva l'anticipo di Edoardo Melis e poi Cabriolu dopo l'assist di Davide Melis, non riesce però a convertire il layup. L'errore da parte di Luigi Cabriolu, chiamata poi la palla contesa e Sustentu che può rimanere in zona offensiva. 21 secondi per il tiro dei pirati, 9-27 al termine invece del secondo quarto. Nicola Elia, Alessandro Casula, Luigi Cabriolu, Edoardo Melis e Davide Melis per Sustentu. Pischedda, Basoli, Langiu, Amato e De Muru invece per la Torres. Attacca dal palleggio Alessandro Casula, cercato sulla linea di fondo Davide Melis e poi la palla carambola in qualche modo sulle mani di Edoardo Melis che riesce, appoggiandosi al vetro, a realizzare il canestro che vale il vantaggio in doppia cifra per il Sustentu, ora sul 22-12. Massimo vantaggio della partita in favore della formazione di coach Marco Sassaro. Qui il tiro dalla media distanza di Pischedda, rimbalzo controllato da De Muru, anzi l'ultimo tocco secondo gli arbitri è proprio di De Muru, dunque rimessa per il Sustentu. Dal fondo proteste veementi intanto da parte di coach Tonio Mura che voleva un tocco sul braccio in precedenza. Dopo l'arresto di tiro da parte di Pischedda non è arrivato il fischio arbitrale, attacca dall'altra parte il Sustentu con Nicola Elia, lo scarico lungo la linea di fondo per Davide Melis che viene fuori con un passaggio all'indirizzo ancora di Nicola Elia, la tripla sul primo ferro, ancora rimbalzo da parte di Edoardo Melis che cercava poi a innescare Alessandro Casula. Nulla di fatto per l'attacco del Sustentu, sempre più 10, 22-12 il punteggio, 8 minuti e 30 al termine del secondo quarto di gioco. Sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Intanto seguiamo questo attacco da parte di Luigi Cabriolu che va a segno dopo il bel recupero di Alessandro Casula. Sono questi i segnali che coach Marco Sassaro vuole vedere. Alza decisamente il volume della radio in difesa il Sustentu, i risultati si vedono decisamente. È propiziato un'altra palla persa da parte della Torres sulla pressione furiosa dei pirati che ora potranno riportarsi in zona offensiva sul più 12, 24-12, 8-11 al termine del secondo quarto. Dicevamo in precedenza, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver che ha vissuto un doppio prologo nella giornata di ieri. La vittoria dell'Olimpia in casa sull'Elmas 72-59, il punteggio con l'Elmas che era priva sia di Giancarlo Salis che di Sirianni, e poi anche la
bella vittoria del Calasetta col punteggio di 102-80 sul parquet della Santa Croce Olbia. Ancora non si è smentita la formazione di coach Andrea Masini, sfida ad altissimo punteggio con 3 giocatori oltre i 20 punti appunto per la formazione tabarchina, che rilancia le proprie quotazioni in ottica playoff a chiudere la 6ª giornata di ritorno. Oltre a questa sfida ovviamente il match molto interessante di quarto tra Antonianum e Sinnai invece è stata rinviata. La sfida tra Tavoni Sassari ed Esperia Cagliari, sfida che sarebbe stata molto interessante per stabilire le gerarchie del campionato alle spalle del Sustentu, che comanda il torneo con 28 punti in classifica, 22 invece per l'Esperia Cagliari, così come per l'Olimpia Cagliari, che però ha giocato una partita in più. Sfida tra Tavoni ed Esperia che si andrà a recuperare il 10 febbraio, quando presumibilmente Maurizio Pedrazzini sarà a disposizione di coach Roberto Fioretto. Pedrazzini che non sarebbe stato invece della partita qualora si fosse giocata nel corso di questo weekend. Torniamo a seguire la partita perché c'è un altro cambio per coach Tonio Mura. Sta entrando con il numero 4 Michele Goddi, classe 97, è uscito con l'11 invece Andrea Amato. Rimessa dal fondo per il Sustentu, se ne va a incaricare Nicola Elia. Gioco di blocchi a smarcare Edoardo Melis, che riceve in punta. Intanto registriamo anche l'ingresso in campo per il Sustentu di Lorenzo Pintus con la canotta numero 3. Subito un bell'assist da parte di Pintus, anzi si tratta di Andrea Pintus e non di Lorenzo Pintus, che invece veste la casacca numero 10. Andrea Pintus, bell'assist subito per Edoardo Melis, che non si fa pregare, realizza da sotto canestro il punto del 28-12 Sustentu, che allunga dunque sul più 16. Ora decide di incanalare sui propri binari la partita la formazione di coach Marco Sassaro. Altra staffetta nello spot di 5 tra Edoardo Melis e Mauro Passaretti, che guadagna nuovamente il parquet. Dicevamo più 16 Sustentu, 28-12 il punteggio, 6 minuti e 48 da giocare prima dell'intervallo lungo qui al Palamellano di Sestu. La rimessa in gioco eseguita da Alessandro Pacifico, la palla per Basoli, la finta, il passo d'incrocio e poi la palla ancora per il numero 6. Si trattava ancora di Alessandro Pacifico, speso poi il fallo da parte di Giacomo Tronci, che nel frattempo è entrato in campo per coach Tonio Mura. Va subito a spendere il fallo pochi secondi dopo il suo ingresso in campo Tronci. E altra rimessa dal fondo per Sustentu con coach Tonio Mura, che chiama ancora la difesa allungata, zone press per la Torres, che ama invece utilizzare coach Tonio Mura, che paga ancora ricchi dividendi. Altra palla recuperata per la Torres, arriva l'errore dalla lunga distanza, rimbalzo di Luigi Cabriolu, contropiede con Andrea Pintus, che però non può ricevere questo pallone, e Davide Melis che va a spendere poi il fallo. Mirko Pila è pronto a tornare sul parquet. Non è contento coach Marco Sassolo di come i suoi ragazzi hanno attaccato nell'ultima circostanza la zone press, e allora si va subito a provvedere con un cambio. Torna sul parquet Mirko Pilo, rimessa per la Torres con la ricezione da parte di Pacifico. Il palleggio di Pacifico, su di lui c'è la difesa da parte di Andrea Pintus. Ora Gerardo Langiu, Basoli, arresto e tiro dalla media distanza, mano morbidissima a segno per il miglior marcatore della Torres, a 17 punti di media nel corso di questa stagione. Altra palla persa dal Sustentu in maniera ingenua contro la pressione difensiva della Torres. L'errore dalla lunga distanza, poi infrazione di passi commessa da Michele Goddi, e questa la chiamata del signor Davide Angelantoni di Cagliari. Signor Angelantoni che aveva diretto il Sustentu per l'ultima volta nella sfida, nel derby contro l'Esperia, e fu lui nel finale di partita a chiamare l'espulsione di Nicolelli, un'espulsione che ha fatto discutere per giorni e giorni. Intanto è arrivato un altro canestro per il Sustentu, 30-14 ora il punteggio, mentre attacca la Torres sotto ampiamente nel punteggio, ma che francamente si sta ben comportando, sta facendo la partita
che deve fare pressione arrembante, velocità, conclusioni rapide. Formazione laboratorio, la Torres, lo abbiamo detto e ripetuto, società satellite della Dinamo Sassari, con tanti giovani prospetti che coach Tonio Mura sta cercando di plasmare e di portare magari un giorno, chissà, nella prima squadra. In prima squadra c'è, come abbiamo già detto, quest'oggi Pompianu, chiamato da coach Marco Calvani in vista della sfida contro Cantù. È arrivato intanto un altro canestro per la Torres, giocata bene la rimessa, da provare a rispondere Mirko Pilo dall'altra parte, arresto e tiro dopo la finta, sbagliato, rimbalzo conquistato da De Muru e poi la partenza da parte di Pacifico, qui l'intercetto da parte di Cabriolu, contropiede 1 contro 0 da parte di Mirko Pilo, che va a segno e realizza il punto del 32-16 su Stentu. Ancora l'attacco velocissimo da parte della Torres, è attivo stavolta Luigi Cabriolu, bel rientro difensivo da parte del giovanissimo di casa Sustentu, che devia il pallone e rimessa dal lato stavolta per la Torres. 4,55 al termine del secondo quarto, sempre più 16 Sustentu sul 32-16. Fallo in attacco secondo il signor Miliddi, fallo in attacco commesso probabilmente da Alessandro De Muru. Potrebbe essere, sì, è stato lui probabilmente il giocatore a commettere fallo in attacco secondo il signor Miliddi. Secondo fallo della partita da parte di De Muru. Ancora difesa allungata da parte della Torres, chiuso quasi in un angolo Mirko Pilo, deve cercare la collaborazione di Nicola Elia, che ne viene fuori con un passaggio lungo e poi pasticciano sul lato Mirko Pilo e Andrea Pintus. L'ultimo tocco però secondo gli arbitri è stato della difesa e dunque rimessa in attacco per il Sustentu. Luigi Cabriolu a servire Andrea Pintus, il passaggio troppo affrettato all'indirizzo di Nicola Elia, palla persa e Torres che però non ne approfitta perché c'è l'infrazione di passi da parte, anzi infrazione di passi chiamata alla difesa del Sustentu, dunque rimessa in attacco per la Torres. Pacifico a eseguire per Langiu, in ritardo la difesa di Cabriolu che va a spendere un altro fallo dunque di Luigi Cabriolu, dovrebbe essere il secondo della sua partita e rimessa in attacco, anzi liberi giustamente per Langiu, fallo di Luigi Cabriolu, è il secondo della sua partita. C'è da aggiustare anche il cronometro al tavolo, cronometro che non era stato arrestato subito dopo il fallo. Si va a sincerare della situazione il signor Miliddi, che chiama a raccolta i due tecnici. Riepiloghiamo anche i quintetti, ci sono Goddi, De Muru, Pacifico, Langiu e Basoli per la Torres, Pilo, Pintus, Elia, Passaretti e Cabriolu invece per il Sustentu. Sestu. Riepiloghiamo anche quelli che saranno i prossimi impegni delle due squadre. Sustentu che sarà impegnato ancora in casa contro la Santa Croce Olbia, la Torres che invece riceverà il Generugi nel mini derby, possiamo così definirlo, tra le ultime due della classe. È arrivato l'1-2 dalla lunetta per Gerardo Langiu. Attacca ora il Sustentu con Nicola Elia, la palla in punta, dimenticato Mauro Passaretti, però c'è l'infrazione di 3 secondi da parte del pivot di casa Sustentu che non è d'accordo con la chiamata arbitrale. 3 secondi di Mauro Passaretti che aveva ricevuto nel cuore del pitturato, completamente smarcato, azione però invalidata dal fischio degli arbitri. 32-17 il vantaggio del Sustentu, 4 minuti e 5 secondi ancora da giocare prima dell'intervallo lungo. Il taglio di Pacifico che però non riesce a controllare il pallone, recupera Cabriolu che si fa largo contro la difesa di Goddi, la partenza di Pilo, arresto e tiro che scavalca però il ferro, rimbalzo di Langiu che perde però il controllo del pallone sulla virata, palla persa banale dalla Torres. Coach Tonio Mura non le manda a dire al giovanissimo Gerardo Langiu. Rimessa in attacco allora per il Sustentu che potrà approfittare di questa palla persa. Si prepara un altro cambio, pronto a tornare sul parquet Gabriele Calandra, esce Andrea Pintus, buono il suo approccio in questa partita, torna sul parquet allora Calandra, rimessa in gioco di cui si va a incaricare per il Sustentu Luigi Cabriolu
che riceve in questo momento il pallone. Ora Calandra a gestire le operazioni, su di lui la difesa di Pacifico, lo show difensivo di Amato, chiude il palleggio Calandra, si va fuori da Cabriolu che scarica bene all'ultimo momento lungo la linea di fondo per Nicola Elia, che provava a servire il taglio backdoor di Pilo, l'intercetto col piede, non arriva il fischio arbitrale, arriva invece l'errore di Passaretti da sotto. È già ripartito Langiu a tutta velocità, la palla in angolo per Basoli che finta il tiro. Si torna sul perimetro con la Torres che manovra. Pacifico dal palleggio, arriva il blocco, ora Basoli, mano sinistra per lui, accoppiato con Luigi Cabriolu, il blocco di Langiu che ora riceve in punta, guarda il canestro, si prende la tripla, non è fortunato però Langiu, lancio lunghissimo da parte di Nicola Elia che è andato quasi a grattare il soffitto del Palamellano, troppo lungo però il passaggio all'indirizzo di Mirko Pilo che non può ricevere. Si prepara un altro cambio intanto in campo con Chessa e il numero 11 Andrea Amato che tornano sul parquet. Escono Langiu e vediamo chi è l'altro giocatore a uscire per la Torres, si tratta di Basoli. 3 minuti esatti al termine del secondo quarto, 32-17 il punteggio in favore del Sustentu Sestu, che nonostante qualche grattacapo creato dalla rapidità, dalla vivacità dei giovanissimi di Casa Torres, è riuscito grazie alla sua qualità in zona offensiva a scavare questo margine di vantaggio che sta mantenendo senza grossi problemi, nonostante la Torres stia comunque giocando una buona partita. I giovanissimi di coach Tonio Mura stanno dando saggio di qualità individuale, di personalità anche. Ora con De Muru che è andato a prendersi un altro fallo con la penetrazione, 2 liberi pure per De Muru, 2 minuti e 44 al termine del secondo quarto. De Muru in lunetta segna il primo libero a cronometro fermo, 32-18 ora il punteggio. Directasport.it e sardegnasport.com dal Palamellano di Sestu, come sempre nel corso di questo campionato di Serie C Silver, a raccontarvi le gesta dei Pirates, capolisti assoluti del torneo. Ora il blocco di Elia per Calandra, la partenza di Nicola Elia contro Amato, prende il tiro, lo sbaglia, non riesce a correggere con il tap-in Mauro Passaretti, il contropiede velocissimo da parte della Torres con Amato, poi Pacifico, circolazione sul perimetro con Luca Chessa che si prende un tiro un po' forzato, non riesce a mandarlo a segno. Luca Chessa, arriva all'errore, 32-18 sempre il punteggio qui al Palamellano di Sestu, con Sustentu che può tornare in zona offensiva. Discute Nicola Elia con il signor Angelo Antoni di Cagliari, mentre Gabriele Calandra arriva in zona d'attacco, chiama lo schema 2, esce dai blocchi Nicola Elia, si propone Mauro Passaretti, riceve invece ancora Gabriele Calandra, cambio di mano di Calandra, vuole sfruttare il mismatch con De Muru, va dentro Calandra, attacca il ferro, arriva l'errore, rimbalzo però di Nicola Elia che prova il passaggio no look, lo trova all'indirizzo di Mauro Passaretti che si fa trovare pronto lungo la linea di fondo e realizza il canestro del 34-18 in favore dell'Accademia. 1 minuto e 38 al termine del secondo quarto. Attacca ora Pacifico che va dentro, alza la parabola e trova un bel corridoio per andare a segno anche Alessandro Pacifico, giocatore classe 1997 che nel corso di questa stagione sta producendo 2 punti di media. Qui discute Nicola Elia con Davide Melis che nel frattempo è tornato sul parquet. 34-20 più 14 per il Sustentu. Mirko Pilo pronto a eseguire la rimessa, ma non ci sono liberi per il Sustentu. È uscito intanto Luigi Cabriolu. Dunque riepiloghiamo la situazione: Mirko Pilo, Nicola Elia, Gabriele Calandra, Mauro Passaretti e Davide Melis in campo per coach Marco Sassaro, Goddi, Amato, Chessa, De Muru e Pacifico invece per coach Tonio Mura. Eseguita la rimessa, la partenza di Calandra, poi il tiro da 3 ancora, la terza tripla della serata di Mirko Pilo, ancora efficacissimo dalla lunga distanza, massimo vantaggio della partita per il Sustentu in chiusura di secondo quarto sul più 17 con la tripla ancora realizzata da parte di Mirko Pilo. La partenza lungo la linea
di fondo tentata da Chessa, che poi si prende l'arresto e tiro e lo manda a segno con grande eleganza anche Chessa, a segno dalla media distanza. Ora Davide Melisa, palla fuori per Calandra, arriva con un giro di ritardo Nicola Elia, il passaggio dietro la schiena di Calandra per Melisa e poi la tripla mandata a segno da Nicola Elia. 40-22, prende il largo il Sustentu, nuovo massimo vantaggio ora sul più 18, ultimi 30 secondi del secondo quarto. Qui il taglio di Chessa che va a segno da sotto canestro dopo il passaggio profondo del compagno. Ultimo attacco del secondo quarto per il Sustentu con Gabriele Calandra. Il palleggio, vuole lavorare col cronometro Gabriele Calandra, sale per il blocco Nicola Elia, il palleggio con la mano destra, Elia che taglia dentro, riceve ora bene Nicola Elia con il corridoio di passaggio per Mauro Passaretti e trova proprio in chiusura di secondo quarto il più 20, il Sustentu sesto, anzi non è più 20, più 18, aggiustato ora il tabellone. 42-24 il punteggio in favore della compagine sestese. È iniziato il terzo quarto di Sustentu Sestus F Torres, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Dopo i primi 20 minuti i padroni di casa del Sustentu sono avanti col punteggio di 42-24. Primo attacco del terzo quarto per la Torres, è arrivato l'errore dalla lunga distanza, rimessa in gioco di cui si va a incaricare Nicola Elia in campo assieme a Gabriele Calandra, Davide Melis, Mirko Pilo e Mauro Passaretti. Per la Torres ci sono invece Basoli, Pacifico, Amato, Demuru e Chessa. Questo è il quintetto mandato in campo da coach Tonio Mura per l'inizio di questo terzo quarto di gioco al Palamellano di Sestu. Direttasport.it, sardegnasport.com a raccontarvi ancora le emozioni del campionato Serie C Silver. Weekend come sempre dalla forte impronta cestistica. Con le nostre telecamere vi abbiamo raccontato anche il campionato di Serie A2 femminile con le sfide interne di Virtus Cagliari e di San Salvatore Selagius. Da segnalare in particolare proprio la vittoria, prima vittoria casalinga della Virtus Cagliari, le ragazze di coach Gianni Montemurro, che dunque ieri si sono tolte la prima soddisfazione interna contro Marghera. Siamo felici di aver portato bene finalmente alla compagine virtussina. E poi anche il basket di Serie B femminile con la sfida tra Sant'Orsola, Sassari e Astro Cagliari. Tanto fasi abbastanza movimentate della partita. Mirko Pilo prova a recuperare questo pallone, pesta però la linea di fondo e arriva la palla persa per il Sustentu. 42-26 il punteggio, 8:36 al termine del terzo quarto qui al Palamellano di Sestu, mentre attacca Pacifico con la canotta numero 6. Pacifico, giocatore classe 1997. Ora il pallone nelle mani di Amato, che si prende il tiro dalla lunga distanza, non è fortunato, lotta a rimbalzo De Muru, non riesce a controllare il pallone, allora può partire l'azione del Sustentu con Nicola Elia che si arresta. Il taglio di Passaretti che prova a lavorare con il fisico contro De Muru, che va a cercare il pallone in maniera irregolare. Secondo il signor Angelo Antoni di Cagliari, il fischio a punire dunque il tentativo di stoppata da parte
di De Muru e viaggio in lunetta per Mauro Passaretti, pivot, scuola decimo, classe 1993, sbaglia il primo libero. Sempre 42-26 il punteggio, 8 minuti e 4 secondi al termine del terzo quarto. Passaretti in lunetta che realizza il secondo dei due liberi a sua disposizione, fissando il parziale sul 43-26, 7:58 al termine del terzo quarto, mentre attacca Basoli, prova a smarcarsi e riceve in questo momento De Muru. La partenza in palleggio contro Passaretti è regolare secondo gli arbitri, lo scivolamento difensivo di Mauro Passaretti, poi si lotta sul pallone vagante con Calandra e De Muru, chiamata la palla contesa e la freccia che premia il Sustentu, che potrà rimanere dunque in zona, premia scusate la Torres, che potrà rimanere in zona offensiva con la rimessa di cui va a incaricarsi Chessa, la ricezione di Pacifico e poi il pallone ribaltato un po' troppo precipitosamente all'indirizzo di Basoli, palla persa da parte della Torres e Sustentu che può tornare in attacco con Davide Melis, che ha già eseguito la rimessa all'indirizzo di Gabriele Calandra. Chiamato lo schema da parte di Calandra, che batte dal palleggio Pacifico, si arresta, prova a prendere la conclusione, la manda sul secondo ferro, rimbalzo conquistato da De Muru, che poi parte in palleggio, salvo poi cercare rifugio in Pacifico. Ora Basoli, ancora la finta, la partenza in palleggio da parte di Chessa, si va fuori da Amato che prende la virata dopo la penetrazione con la mano destra. Bel canestro qui da parte di Amato che vale il 43-28, sempre solido il vantaggio per il Sustentu in controllo di questa partita, ma abbiamo già sottolineato anche nel corso del primo tempo la buona prova della Torres, che si sta ben comportando anche quest'oggi al Palamellano. Altro canestro per Sustentu, stavolta a firma di Mirko Pilo. 45-28 il punteggio, attacca Pacifico, va a spalle a canestro Basoli, accoppiato con Davide Melis, bel giro sul perno, il tiro in allontanamento è sbagliato, rimbalzo di Nicola Elia che pensa per un attimo al passaggio lungo, preferisce poi partire in palleggio, messo in ritmo ancora Mirko Pilo per il tiro da tre, stavolta non è fortunato Mirko Pilo, è già ripartita velocissima la transizione della Torres con Amato che prova a sfondare il muro difensivo di Nicola Elia. Non c'è lo sfondamento, c'è bensì il fallo commesso da Nicola Elia, che non è d'accordo con la decisione del signor Miliddi di Quartu Sant'Elena. A suo dire c'era lo sfondamento. Intanto coach Marco Sassaro ha eseguito un doppio cambio, sono usciti Davide Melis e Mauro Passaretti, tornano sul parquet Alessandro Secchi e Edoardo Melis. Intanto Amato è pronto in lunetta, Andrea Amato, giocatore classe 1999. Andiamo a vedere anche quelle che sono le sue statistiche nel corso della stagione. Buone cifre per lui, che sta viaggiando a 9 punti di media, con una high stagionale addirittura di 20 punti alla quarta di campionato. È andato a segno con il primo libero Andrea Amato, ora in lunetta per il secondo libero, non riesce a convertirlo, ma c'è il rimbalzo di Basoli che è più lesto di tutti, sotto canestro Chessa si prende la responsabilità dall'arco e fa bene, perché manda a segno il canestro del 32-45. Torres che non affonda, rimane sempre lì comunque nel punteggio. Mirko Pilo intanto sbaglia dopo la penetrazione da destra, da terra in qualche modo Basoli, ci crede ora la Torres che attacca con Chessa, pensa per un attimo al tiro, bella la partenza contro la difesa di Alessandro Secchi, non c'è fallo secondo il signor Miliddi, che rimane impassibile contro le proteste di Chessa. Dall'altra parte Nicola Elia, ultimo tocco da parte della difesa e Sustentu che può rimanere in zona offensiva. 18 secondi per il tiro dei Pirati, Mirko Pilo a eseguire la rimessa, le indicazioni di coach Marco Sassaro in panchina. Esce Alessandro Secchi, riceve il pallone, passaggio consegnato per Calandra, troppo forte lo scivolamento difensivo da parte di Pacifico, che va a spendere il fallo ed è il secondo della sua partita, secondo fallo dunque da parte di Alessandro Pacifico. E
altra rimessa in attacco per il Sustentu. 5:37 al termine del terzo quarto, più 13 Sustentu sul 45-32. La palla per Alessandro Secchi, altro passaggio consegnato per Gabriele Calandra, sale Edoardo Melis per il blocco. Ora Mirko Pilo gioca il pick and roll con Edoardo Melis e si prende un'altra gran tripla. Che giocata da parte di Mirko Pilo a suon di canestri da 3 punti. Spinge avanti il Sustentu Sestu nuovamente ora sul più 16, 48-32. Chessa, bella palla dentro all'indirizzo di Pacifico, che però non può controllare. L'ultimo tocco secondo gli arbitri è proprio di Pacifico e dunque Sustentu che può tornare in zona offensiva. Ancora la difesa allungata da parte di coach Tonio Mura, che vorrebbe un timeout che non gli viene concesso. È sconsolato il tecnico della Torres e dovrà dunque aspettare la prossima interruzione per parlare con i suoi ragazzi. Interruzione che arriva presto, ma ora non lo vuole più il timeout coach Tonio Mura. È arrivato il fallo di Calandra dopo la persa del Sustentu, appunto. Secondo fallo anche da parte di Gabriele Calandra. 4:59 al termine del terzo quarto, con Alessandro Pacifico che chiama lo schema corner. La difesa di Gabriele Calandra, il blocco di Amato, la penetrazione da parte di Pacifico, la finta di Basoli che fa saltare Secchi, arresto e tiro molto ben eseguito da parte di Carlo Basoli, che si guadagna il fallo della difesa, fallo che lo porterà in lunetta per 2 liberi. In lunetta Carlo Basoli segna il primo libero. 33-48 ora il punteggio. Carlo Basoli, che come abbiamo detto è il miglior marcatore del campionato per la Torres, con 17 di media, 1 su 2 dalla lunetta per lui, più 15 Sustentu sul 48-33. Ora Alessandro Secchi fuori da Mirko Pilo, si va a cercare spalle a canestro Edoardo Melis, raddoppiato addirittura Edoardo Melis, va a cercare il pallone Amato, se non ho visto male, sì, è proprio suo il fallo di Amato. Fallo di Amato. È rimessa in zona d'attacco per il Sustentu. Ora è arrivato il canestro. Attacca la Torres con Pacifico, la difesa arrembante da parte di Calandra e arriva il recupero da parte del Sustentu con Mirko Pilo che recapita il contropiede, canestro del più 20. Ora nuovo massimo vantaggio Sustentu sul 53-33. Basoli dal palleggio, il servizio all'indirizzo di Chessa, la partenza di Chessa in palleggio, lo scarico sotto per il numero 12, si trattava di Basoli, non riesce però a controllare, recupero da parte del Sustentu mentre prepara un doppio cambio coach Mura, che manda sul parquet Gerardo Langiu e Giovanni Pischedda, escono Andrea Amato e con il numero 6 Alessandro Pacifico. Riepiloghiamo anche quello che è il quintetto del Sustentu in campo, con Nicola Elia, Alessandro Secchi, Gabriele Calandra, Mirko Pilo e Edoardo Melis. La palla fuori per Mirko Pilo, altra tripla, altro canestro per Mirko Pilo, assolutamente incandescente quest'oggi dalla lunga distanza. Dovrebbe essere il quinto canestro da 3 punti della partita di Mirko Pilo, che si sta assolutamente segnalando nel corso di questo match. Nicola Elia prova a mettere in ritmo ancora Mirko Pilo, che stavolta decide di avvicinarsi a canestro, sbaglia però la conclusione in avvicinamento. Ora tanto spazio per Chessa, che si prende un'altra conclusione dalla lunga distanza, stavolta arriva l'errore dietro la schiena. Nicola Elia dall'altra parte, lo scarico per Pilo, non trova lo spazio per la conclusione, aveva trovato invece lo scarico lungo la linea di fondo, pestando però proprio la linea secondo gli arbitri. Ora c'è un fischio per segnalare il cambio, va a uscire proprio Nicola
Elia, campo nuovamente per Luigi Cabriolu, rimessa per la Torres, in campo con Goddi, Pischedda, Amato, Langiu e Chessa. Pischedda a gestire questo possesso offensivo. Ora si prende la tripla Chessa, la manda sul primo ferro, rimbalzo conquistato da parte di Edoardo Melis. Ora Mirko Pilo contro la pressione ancora arrembante della difesa della Torres. 2:32 al termine del terzo quarto, spaglia canestro Edoardo Melis, fa sportellate, non c'è il fallo, anzi sì, secondo gli arbitri fallo fischiato dal signor Angelo Antoni, fallo su Edoardo Melis. E 2 liberi per Edoardo Melis, esce Calandra e c'è il primo ingresso in partita per Lorenzo Pintus con la canotta numero 10 del Sustentu. Edoardo Melis invece in lunetta. Canestro di Edoardo Melis, 57-33, ora il punteggio in favore del Sustentu. Attacca Basoli, la palla fuori per Amato, il taglio di Goddi che però non viene servito. Ora Pischedda, la partenza in palleggio di Pischedda, il fallo di Lorenzo Pintus in ritardo sulla partenza in palleggio da parte del diretto avversario, e ci saranno 2 liberi intanto per Pischedda, già pronto in lunetta. 2:11 al termine del terzo quarto, gita in lunetta per Giovanni Pischedda. 57-33 il punteggio in favore del Sustentu Sestu, assolutamente in controllo delle operazioni. 1-2 per Pischedda, ritorna in attacco allora la compagine di casa con Luigi Cabriolu a lavorare dal palleggio contro la difesa di Goddi, allunga troppo le mani secondo il signor Angelo Antoni. Pischedda, c'è il fallo da parte di Pischedda, voleva invece un'infrazione di passi Tonio Mura. Terzo fallo della partita di Pischedda che dovrà dunque amministrarsi, e viaggio in lunetta da parte di Lorenzo Pintus che potrà dunque andare a realizzare i primi punti della sua partita. Il primo libero però non è preciso, errore di Lorenzo Pintus con il primo libero a sua disposizione. Il secondo invece va dentro e sporca dunque il tabellino Lorenzo Pintus. 58-34 più 24 per il Sustentu che ora difende. Pischedda fuori da Amato, bella la partenza in palleggio da parte di Amato, notevole azione del numero 11 della Torres, partenza in palleggio, mano sinistra a bruciare il suo diretto marcatore, poi va su molto forte, segna, subisce il fallo e potrà andare a tirare anche a cronometro fermo. Andrea Amato, classe 99, che sbaglia però il libero aggiuntivo, sale più in alto di tutti a rimbalzo Alessandro Secchi. Ora Lorenzo Pintus che cede in direzione di Luigi Cabriolu, viene fuori bene stavolta dalla pressione il Sustentu. Alessandro Secchi ribalta il lato per Cabriolu, la partenza di Cabriolu che va dentro, cerca poi uno scarico per Edoardo Melis, buona l'idea, meno l'esecuzione, non può ricevere Edoardo Melis, palla persa dal Sustentu. Ultimi 90 secondi del terzo quarto con la Torres in attacco. Goddi attende l'uscita di Amato che guarda il canestro, prende la tripla, la manda però sul secondo ferro, rimbalzo di Pilo, parte subito velocissimo il giocatore sassarese del Sustentu, anche troppo veloce Mirko Pilo per Lorenzo Pintus che non aveva capito le intenzioni del compagno. Palla persa da parte del Sustentu, le indicazioni in panchina anche da parte di coach Nicola Massa, vice di Marco Sassaro, mentre Pischedda lavora dal palleggio. Il taglio di Basoli, Pischedda contro il cambio difensivo di Alessandro Secchi. Ora Langiu un po' fermo, l'attacco della Torres, messo in ritmo Basoli, la palla in angolo per Goddi che si prende la penetrazione, arriva l'errore. Langiu non controlla a rimbalzo, riparte l'azione del Sustentu con Mirko Pilo. Ora Lorenzo Pintus che ha lo spazio per il tiro, non lo prende
Alessandro Secchi, ultimi 40 secondi del terzo quarto. Lorenzo Pintus sbaglia dalla media distanza, rimbalzo da parte di Amato e poi Gerardo Langiu in palleggio, reclama palla Pischedda, vuole fare tutto da solo, però Langiu che sbaglia in reverse. Parte dall'altra parte il contropiede del Sustentu con Lorenzo Pintus, ora Luigi Cabriolu dal palleggio. Luigi Cabriolu vuole andare fino in fondo, anzi non potrà perché c'è una discrepanza di circa 3 secondi tra il cronometro di 24 e il cronometro della partita. Nel frattempo Cabriolu è andato a commettere anche infrazione di passi, palla persa Sustentu e presumibilmente l'ultimo attacco del terzo quarto sarà appannaggio della Torres con Basoli che vuole lavorare giustamente col cronometro. 4 secondi, ora 3. Fallo in attacco, blocco irregolare da parte di Goddi, secondo gli arbitri non riesce a prendere dunque l'ultimo tiro la Torres. 2 secondi e 9 decimi dunque per l'ultimo tiro del Sustentu. Vedremo come amministrerà questo possesso la formazione di coach Marco Sassoro. Mirko Pilo contro 2, manda per aria una preghiera che però è cortissima, dunque dopo 30 minuti di gioco il Sustentu Sestu è avanti di 22 lunghezze sulla Torres col punteggio di 58-36. È iniziato l'ultimo quarto di gioco tra Sustentu Sestu e SF Torres, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver, più 22 per il Sustentu, 36-58 il punteggio. Ora Basoli a gestire questo possesso, l'uscita di Pischedda che riceve in questo istante, accoppiato con Pintus, va dentro contro la difesa di Cabriolu, arriva l'errore da parte della Torres. Sustentu che è già ripartito con Luigi Cabriolu, la palla per Secchi, ribalta il lato, almeno ci prova l'indirizzo di Luigi Cabriolu, è ripartito il contropiede della Torres ma Mirko Pilo ha recuperato il pallone, ora contro 2 riesce a girare all'indirizzo di Lorenzo Pintus che porta il pallone in zona offensiva, si sbraccia Alessandro Secchi che vuole ricevere, ha un mismatch molto favorevole con Basoli e poi va a sfondare Secchi che non aveva equilibrio con il corpo. Fallo di sfondamento di Alessandro Secchi, sempre 58-36, più 22 Sustentu. La palla fuori per Goddi, si torna dentro da Basoli, bella la finta di Basoli, il tiro dall'angolo da parte di Basoli, l'errore ma sale più in alto di tutti Pischedda, non riesce a strappare il rimbalzo Pintus, poi arriva la stoppata di Edoardo Melis e parte il contropiede del Sustentu con Mirko Pilo che si accontenta dell'arresto del tiro ma lo manda a segno con mano ancora una volta morbidissima e Sustentu che scappa definitivamente via sul 60-36 qui al Palamellano di Sestu. 8 minuti e 18 secondi al termine della partita. La Torres in attacco ora con Pischedda, la palla fuori per Basoli che si prende la tripla, è cortissima, attivo a rimbalzo stavolta Alessandro Secchi, riparte la transizione dei padroni di casa con la palla spalle a canestro per Lorenzo Pintus, circolazione perimetrale ora con Luigi Cabriolu, si cerca ancora Alessandro Secchi che ha un vantaggio notevole di chili contro Amato, circumnaviga praticamente l'avversario ma non riesce ad andare a segno in reverse. Poi il contropiede velocissimo della Torres, messo in ritmo Goddi che ha spazio per il tiro, lo sbaglia, dorme ancora però a rimbalzo il Sustentu, non contesta il tiro di Amato. Mirko Pilo che poi va con la fuga in contropiede, cerca di prendere la linea di fondo contro Pischedda, ha ribaltato molto bene il lato all'indirizzo di Cabriolu, contro 2 Alessandro Secchi, c'è il fallo secondo gli arbitri. Basoli va a cercare il pallone, trova secondo gli arbitri anche la mano di Alessandro Secchi e fallo dunque su Alessandro Secchi, pronto in lunetta. Primo libero di Alessandro Secchi a segno. Due su 2 per Alessandro Secchi, 62-36 ora il punteggio. Pischedda ha servito Basoli,
Il pallone recuperato poi da Luigi Cabriolu, non si erano capiti i due compagni in precedenza, Basoli e Goddi. Arriva poi il fallo speso dalla difesa della Torres, doppio cambio, un cambio per parte con Alessandro Secchi che esce. Sul parquet c'è spazio invece per Davide Ciccotto con la canotta numero 8, dall'altra parte invece è tornato De Muru con la canotta numero 9, è uscito invece Amato. Palla persa intanto dal Sustentu. Torres in attacco con Basoli, servito De Muru. Ora Gerardo Langiu che osserva il piazzamento dei compagni, c'è spazio per il tiro di Pischedda che si fa trovare pronto e manda a segno la conclusione. Fronte a canestro. Mirko Pilo dal palleggio. Ancora Mirko Pilo, l'azione insistita da parte del giocatore sassarese. Ciccotto vuole prendere subito una conclusione dalla lunga distanza, arriva l'errore ma il rimbalzo d'attacco è ancora controllato dai pirati di Marco Sassaro. Mirko Pilo a cercare ora Edoardo Melis che si fa strappare però via il pallone da Gerardo Langius, contropiede 2 contro 2, il più lesto di tutti è Luigi Cabriolu, ottimo rientro difensivo ancora una volta per lui. Ciccotto va a cercare dentro Cabriolu, il tiro sbagliato da Cabriolu, prova a lottare a rimbalzo Edoardo Melis, il pallone che arriva ancora nelle mani di Luigi Cabriolu, su di lui c'è il fallo speso dalla difesa della Torres, fallo che manderà in lunetta proprio il giovanissimo di Casa Sustentu. Time out in campo, lo ha chiamato coach Tonio Mura. Luigi Cabriolu in lunetta ha sbagliato il primo dei due liberi a sua disposizione, il secondo invece va dentro. 63-38 il punteggio in favore del Sustentu, 6 minuti al termine di una partita che ormai ha pochissimo da dire. Sustentu che fin dall'inizio ha incanalato la partita sui propri binari, nonostante la Torres abbia affrontato comunque il match in casa della capolista nel migliore dei modi, mettendo in campo un piglio aggressivo senza dubbio vivace nel corso della partita. Intanto è rimasto a terra un giocatore della Torres, si trattava di Carlo Basoli, nulla di grave fortunatamente per lui. Anche coach Marco Sassaro andava a sincerarsi delle sue condizioni e ora discute con il direttore di gara, si asciuga il parquet. Dicevamo della Torres che ha destato sicuramente una buona impressione quest'oggi al Palamellano di Sestu contro la capolista del campionato di Serie C Silver. Ha messo in campo quelle che sono le proprie armi migliori, quelle della gioventù, della vivacità, della corsa, della velocità, mentre Sustentu ha fatto valere ovviamente tutta la propria qualità, soprattutto in zona offensiva. Mirko Pilo quest'oggi devastante davvero dalla lunga distanza a regalare un successo per il Sustentu. Sarebbe il 15° stagionale a fronte di una sola sconfitta e dunque capolista sempre più solitaria il Sustentu, che attenderà dunque il rientro in campo dell'Esperia Cagliari, ma anche le prossime sfide, perché i giochi per il secondo posto sono assolutamente aperti con l'Olimpia Cagliari che ieri battendo l'Elmas ha agguantato proprio l'Esperia a quota 22 punti in classifica. Esperia che dovrà recuperare la sfida contro il Sant'Orsola, lo ricordiamo, il prossimo 10 febbraio. La rimessa in gioco intanto eseguita da Davide Melis, spazio in campo per tantissimi giovani del Sustentu. Uno di questi è proprio Luigi Cabriolu che con caparbietà riesce a strappare altri 2 punti. Tanto riposo per Nicola Elia. Sustentu che, lo ricordiamo, ha affrontato questa partita senza Fabio Villani, senza anche Mauro Graviano, entrambi fuori per problemi lavorativi.
senza Pompianu invece coach Tonio Mura, per un motivo però molto più piacevole. Infatti Pompianu, come abbiamo detto e ripetuto, è stato convocato con la prima squadra della Dinamo Sassari per il match interno del campionato di Serie A contro la Pallacanestro Cantù. Intanto un altro viaggio in lunetta per Luigi Cabriolu, che potrà rimpolpare il suo bottino personale. Sbaglia però il primo libero Luigi Cabriolu, che sbaglia anche il secondo. 0-2 per questo talentuosissimo ragazzo, lo scorso anno protagonista anche nel campionato di Serie B con l'Olimpia Cagliari. Doppio cambio intanto per coach Marco Sassaro, torna Alessandro Secchi, torna anche Alessandro Casula, escono Edoardo Melis e Lorenzo Pintus. Rimessa dal fondo, Edoardo Melis ha servito Cicotto, ora Alessandro Secchi va fuori da Casula, palla dietro la schiena per Casula che prova a servire Secchi, ha la visuale libera Alessandro Secchi che prende il tiro dalla lunga distanza, lo sbaglia Cicotto, lotta sotto i tabelloni, non riesce a correggere a canestro. E poi Amato, palla per Langiu che ha tanto spazio per prendere il tiro da tre, lo sbaglia, bel rimbalzo di Cicotto che però poi si fa strappare via la sfera da Amato e va a spendere anche il fallo di Davide Cicotto, giocatore che gli spettatori di Directa Sport e Sardegna Sport conoscono molto bene, anche per averlo visto all'opera con la canotta della Scuola Basket Cagliari nel campionato di Serie D, e le gesta delle due formazioni di Via Talette vi stiamo raccontando ancora nel corso di questo 2016. Proprio ieri da Via Talette sfida importantissima per la fase a orologio del campionato di Serie B femminile tra Astro Cagliari e Sant'Orsola Sassari. Accorcia dalla lunetta sul meno 25 la Torres, 65-40 il punteggio, ora 4-26 al termine della partita. Buona intensità però fino alla fine coach Marco Sassaro, ora Cicotto a servire Alessandro Casula, coach Marco Sassaro che vuole vedere come se la cavano i suoi giovanissimi. Cicotto ora con qualche problema, Casula allo scadere dei 24 secondi, l'errore, rimbalzo troneggiante da parte di Alessandro Casula, che è da parte di Alessandro Secchi, scusate, che è il più grosso di tutti là sotto e fa valere indubbiamente la sua stazza. Ora la partenza di Luigi Cabriolu che va fino in fondo, altro errore di misura però per Luigi Cabriolu. Amato dall'altra parte va dentro, è costretto ad arrestarsi, torna fuori da Pischedda che usa troppo il braccio esterno, fallo in attacco da parte di Pischedda che spinge su Luigi Cabriolu. 3:44 al termine della partita, non è cambiato il punteggio, sempre più 25 su Stentu, in perfetto controllo delle operazioni qui al Palamellano, con Luigi Cabriolu che si porta in zona offensiva, si palleggia su un piede, ma prima c'era stato il fallo da parte di Carlo Basoli, fallo del numero 12 di Casa Torres, e il terzo personale per il miglior marcatore di Casa Torres, con Luigi Cabriolu che è già pronto in lunetta, e vedremo se Luigi Cabriolu avrà corretto la mira rispetto alla circostanza precedente. Non si direbbe dalla prima esecuzione, mentre ha pronto un altro cambio coach Marco Sassaro, altro 0-2 intanto per Cabriolu. Poi il fallo speso probabilmente da Cicotto che va un po' a litigare con Amato, dicevamo fallo speso da Cicotto. Coach Marco Sassaro che ha pronto un cambio con Andrea Pintus che è pronto a tornare sul parquet. Esce Luigi Cabriolu, rimessa dal fondo intanto per la Torres, allunga la difesa coach Marco Sassaro mentre riceve Amato e restituisce all'indirizzo di Pischedda. Casula che commette l'errore di andare a cercare il pallone, fallo anche da parte sua, del secondo della sua partita, con rimessa da metà campo per la Torres, anzi dalla propria metà campo la rimessa in favore della compagine sassarese. Pischedda porta il pallone in attacco, lo cede a Demuru accoppiato con Cicotto. Ora la palla all'indirizzo di Amato che prova a battere Davide Melis, ci riesce, guadagna il vantaggio, va a segno, e altra ottima azione da parte di Amato, molto bravo
in penetrazione, sa usare anche il fisico, qui tiene il contatto, va a segno contro la difesa di Davide Melis, difettosa secondo gli arbitri, quarto fallo personale intanto da parte di Davide Melis. E 2 liberi invece per Amato, che scusate, libero aggiuntivo ovviamente per Amato, che aveva segnato in precedenza. È arrivato l'errore col libero aggiuntivo. Alessandro Casula a segno da 3 punti dall'altra parte del campo, più 26 su Stentu, ora sul 68-42, 2,57. Si attende ormai solamente che il cronometro della partita vada a esaurirsi. Alessandro Casula ci ha preso gusto qui, però non è riuscito ad andare a segno, prova ancora la tripla, arriva un altro errore, il secondo in fila per lui. Intanto chiuso Amato, che riesce comunque a servire Carlo Basoli, fuori per Langiu, che si prende il tiro, lo sbaglia ma c'è il rimbalzo, penetrazione di Langiu, stoppato addirittura dal ferro, lancio lungo di Secchi, e dall'altra parte c'è Pintus, che però aveva commesso una chiara infrazione di passi in precedenza, infrazione di passi però dettata a suo dire da un fallo da parte della difesa. Gli arbitri hanno comunque optato per l'infrazione di passi rimessa dal fondo, eseguita da Langiu. 2,22 al termine della partita, 68-42 in favore del Sustentu, che sta andando a cogliere il 15° successo stagionale, 30° punto per la formazione di coach Marco Sassaro. Qui c'è il fischio arbitrale, non c'è il fallo su De Muru, che si lamentava, ha preso una botta sul viso il giocatore della Torres, c'è però un tocco con il piede, e questo il fischio del signor Milidi. 14 secondi allora per l'attacco della Torres, che potrà utilizzare questi 14 secondi per trovare un nuovo tiro. Carlo Basoli pronto a eseguire la rimessa, esce dei blocchi Pischedda, non riceve, va dentro Langiu, capisce tutto però Cicotto, che fa partire il contropiede di Pintus, arresto e tiro da parte di Pintus, tabellone e poi ferro, errore dall'altra parte, ha perso un giro Basoli, che si avvantaggia della situazione per realizzare un altro canestro. Meno 24 dunque per la Torres, adesso 68-44, 1,50 al termine della sfida. La partenza in palleggio da parte di Alessandro Secchi, troppo fisica la difesa di Pischedda secondo gli arbitri, arriva il 5° fallo personale da parte di Giovanni Pischedda, che dunque è costretto ad abbandonare il campo, torna sul parquet Chessa e riceve comunque il 5 da parte del suo tecnico Giovanni Pischedda, mentre Alessandro Secchi è pronto in lunetta per 2 liberi. Il primo va a segno su Stentu Sestu, che come abbiamo avuto già modo di ricordare affronterà un'altra partita interna nel prossimo turno contro la Santa Croce Olbia, che ieri ha perso invece contro il Calasetta. Santa Croce Olbia che sta cercando di accaparrarsi l'ultima posizione utile nella griglia dei playoff, posizione che al momento sarebbe appannaggio del Elmas. Dopodiché gli ultimi 2 ostacoli importanti per il Sustentu saranno le sfide esterne sui campi di Antonianum e Olimpia Cagliari. In ogni caso Accademia che veleggia in maniera abbastanza serena verso il primato in classifica al termine della regular season. Seguiamo intanto la bella partenza in palleggio da parte di Secchi, che serve un assist d'oro all'indirizzo di Davide Cicotto. Davide Cicotto che si fa trovare pronto, realizza da sotto canestro il punto del 71-46 in favore del Sustentu. Nuovo ingresso in campo intanto per coach Tonio Mura che ha mandato sul parquet nuovamente Giacomo Tronci con la canotta numero 14. È uscito Gerardo Langiu, qui bell'anticipo difensivo da parte di Alessandro Casula, che lancia in contropiede Pintus a segno. Allora Andrea Pintus, 73-46, siamo entrati nell'ultimo minuto di questa partita. Basoli
utilizza anche lui il braccio esterno, va a spingere su Pintus, che è bravo a prendere posizione in difesa. In questo caso fallo dunque in attacco e rimessa in favore del Sustentu Sestu. 46 secondi al termine di una sfida già abbondantemente decisa, 73-46 in favore ovviamente dell'Accademia. Alessandro Casula ha servito Ciccotto, indicazioni interessanti direi quest'oggi anche da parte dei giovanissimi di Cada Sustentu. Ci si aspettava insomma una risposta da parte soprattutto degli esterni, vista l'assenza di Mauro Graviano quest'oggi messo fuori causa da impegni lavorativi. Sono arrivate indicazioni interessanti, indicazioni confortanti da Calandra, da Casula, da Pintus. Vuole attaccare fino alla fine intanto il Sustentu con Alessandro Casula fuori per Pintus. La partenza in palleggio di Pintus che va a segno con il fallo, esulta la panchina del Sustentu. Canestro buono e fallo, bei segnali anche da parte di Andrea Pintus ma anche di Lorenzo Pintus, che abbiamo visto in opera nel corso di questo finale di partita. Libero aggiuntivo dunque da parte di Andrea Pintus, che potrà andare a regalare il più 30 al Sustentu. Non arriva però il canestro a cronometro fermo, 2 secondi ancora al termine, e Sustentu che mantiene il possesso andrà a prendere l'ultimo tiro. Rimessa in gioco di Melis all'indirizzo di Casula, che si deve affrettare, prende la tripla, la manda però sul primo ferro, e allora al Palamellano finisce così la capolista. Sustentu Sestu ottiene la 15ª vittoria in stagione, battendo una combattiva Torres col punteggio di 75-46. È tutto dal Palamellano di Sestu. Ringrazio Andrea Faris che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa produzione. Vi do appuntamento alle prossime gare dell'Accademia Basket nel campionato di Serie C Silver di basket. Una partita importante comunque, perché voi giovani eravate chiamati a un compito importante quest'oggi, vista l'assenza di Mauro Graviano in regia. Sia tu che Casula, insomma anche Gabriele Calandra, vi siete assolutamente ben comportati, dunque complimenti a voi. Sì, era importante, nonostante l'assenza di Graviano, riuscire a dare delle buone indicazioni al coach, nel caso, perché i playoff saranno una partita molto combattuta e quindi la squadra deve essere lunga e ognuno di noi dovrà essere in grado di entrare in campo alla chiamata del coach. Come vivete questa stagione voi che magari siete chiamati un po' meno in causa normalmente? Comunque immagino, anche per quello che mi dice il coach Marco Sassaro durante la settimana, il livello degli allenamenti è sempre altissimo grazie anche al vostro impegno. Comunque nonostante lo scarso minutaggio a volte ci mettete davvero tutto. Sì, noi prendiamo esempi dai più vecchi, cioè sono loro il nostro spunto, da Elia, Graviano, Pilo, Secchi e tutti loro. In allenamento cerchiamo di dare il massimo in modo tale che in partita quando siamo chiamati ad entrare non sfiguriamo. Hai citato un tema interessante, quello relativo ai più vecchietti di questa squadra, quanto è importante, quanto sta imparando da uno come Nicola Elia, ma anche da Mauro Graviano, purtroppo un po' meno da Fabio Villani, ma solo perché purtroppo in questa stagione non l'abbiamo visto tante volte al Palamellano. Loro li hanno visto tante, no? Quindi sono i migliori non dal punto di vista anche del gioco ma anche mentale, tutto questo sono i migliori per darci consigli e aiutarci a crescere noi giovani. Commentiamo questa partita anche con i due tecnici, il tecnico di Cada, coach Marco Sassari, il tecnico ospite Tonio Mura. Cominciamo dagli ospiti per un dovere di ospitalità. Coach Tonio Mura, è arrivata una sconfitta larga come era nelle previsioni, però credo che ci sia poco da rimproverare. I tuoi ragazzi quest'oggi hanno approcciato la partita nel migliore dei modi, hanno fatto quello che potevano e che dovevano fare, mi è sembrato, in linea di massimo. Sì, assolutamente sì, sapevamo di venire qua e trovare la capolista super organizzata, perché ho grande stima nei confronti di Marco, perché li fa giocare in maniera come un orologio, quindi sapevo che la situazione era abbastanza difficile, però ai ragazzi gli ho detto di dare il massimo, di provare a lottare su ogni pallone, è quello che dobbiamo fare perché questa è la nostra palestra per il campionato di storia giovanile. Coach Marco Sassaro, vado a chiederti
se hai trovato da questa partita, al di là del risultato finale, le indicazioni che stavi cercando soprattutto dai giovani, soprattutto negli esterni, in regia, insomma. Un'indicazione credo su tutte, che questa squadra ha sufficiente maturità per non guardare mai la classifica e affrontare col piglio giusto le partite. Al di là del fatto che bastava la partita dell'andata e tutta una settimana per indottrinare sulle capacità che ha la Torres e che Antonio ha saputo dare alla sua squadra. Credo siamo stati molto attenti da tutti i punti di vista, anche perché non è stata una settimana facile, ne parlavo poco fa col coach, non è stata una settimana facile e non ci siamo fatti minimamente sorprendere da questo fatto qua, quindi l'indicazione positiva è assolutamente questa. Lo step successivo è che rispetto alla partita dell'andata, dove i miei più giovani coi pari età di Sassari non erano riusciti a giocare, oggi sono riusciti a giocare tutti quanti e questa è un'ottima informazione. Coach Tonio Mura, ti vado a chiedere, insomma, se ci puoi raccontare come si lavora con un progetto particolare come quello della Torres, una sorta di squadra laboratorio con dei tanti giovanissimi che devi cercare, insomma, di inquadrare, di cercare magari un giorno, si spera, in prima squadra. Come riesci a lavorare in questa realtà? Questo qua è un progetto che parte da 7 anni almeno, 6-7 anni, dove noi stiamo provando a far giocare un campionato senior i ragazzi più giovani. Poi è vero che questo campionato di quest'anno è molto più difficile ed è sbilanciato per noi, perché non avendo molta fisicità dobbiamo cercare di fargli capire che ogni canestro, ogni centimetro che rubiamo in campo è tanto di guadagnato. Naturalmente senza guardare il tabellone, non una cosa facile, però cerchiamo sempre di raccogliere ciò che seminiamo nel campionato senior, nell'Under 20, dove bene o male riusciamo a dare un'impronta al nostro campionato. Non con facilità sinceramente, perché il livello è quello che è, però ci proviamo senza mai deprimersi, cerchiamo sempre di portare qualcosa in più, uno step successivo, anche giocando con squadre attrezzate e organizzate come quella di Sustentu. Marco Sassaro mi hai confessato qualche volta di guardare con interesse anche al lavoro di Tonio Mura e della Torres, un progetto interessante che si guarda con interesse anche da questa parte della Sardegna, insomma. Sì, sicuramente ne abbiamo parlato già dal girone di andata. Io trovo che il mestiere dell'allenatore, in questo caso dell'istruttore che vive in palestra, sia assolutamente esaltato da un tipo di progettualità di questo tipo, e siccome di questo sostantivo progetto se ne abusa, laddove esiste veramente e si sta manifestando, credo che sia motivo di orgoglio. Credo che per un istruttore portare avanti a testa alta, ma soprattutto con risultato, perché adesso non è perché stiamo parlando, ma è un discorso che io e te abbiamo già fatto altre volte. Questa squadra viene da una sconfitta risicata a Calasetta, dove tanti hanno sofferto, viene da una sconfitta risicata a Elmas con una squadra attrezzata, vorrei ricordare le assenze, perché mancava Carboni, mancava Pompiano, che grazie al lavoro del coach oggi è in prima squadra con la Dinamo. Ragazzi, tanto di cappello. Poi prima della partita parlavamo con coach Mura e gli dicevo, noi nel nostro piccolo stasera ne avevamo anche noi un po' di under in campo, e quindi con le debite proporzioni, con grandissimo rispetto, però è un lavoro che credo che esalti il lavoro di un istruttore. È quasi bruciato l'ultima domanda per coach Mura, che era appunto a proposito di Pompiano, quest'oggi convocato da Marco Calvani in prima squadra. Raccontaci la tua soddisfazione, il tuo orgoglio nel vedere uno dei tuoi ragazzi convocato in Serie A, una cosa non da tutti i giorni, insomma. Ma sicuramente la soddisfazione è da dividere in parti uguali con coach Roggiani e coach Bisini, responsabile tecnico. È un lavoro che specialmente su Andrea dall'anno scorso è iniziato, perché lui l'anno scorso giocava di meno in Serie C perché aveva ancora delle ingenuità da colmare e quindi faceva un po' di fatica. Quest'anno ha preso con una certa serietà il discorso della Serie C, anche facendo delle belle partite, e onestamente per la sua prepotenza fisica ma anche per la sua attenzione coach Calvani l'ha premiato a discapito anche di persone più esperte e più grandi di lui. Marco Sassaro, ultima battuta, guardiamo avanti, c'è la sfida con la Santa Croce. Insomma, è stata rinviata la parità dell'Esperia con il Tavoni. Vincendo con la Santa Croce si chiuderebbe il discorso relativo al primo posto, oppure ancora troppo presto?
No, si chiuderebbe con la concomitanza di qualche altro risultato, perché comunque resterebbero aperte le porte all'Olimpia, che poi andiamo a affrontare a seguito dopo la Santa Croce e che sta a 3 sconfitte dietro di noi. Quindi anche vincendo con Olbia e perdendo le successive 3, e in questo caso ovviamente inciderebbe la differenza canestri, che però l'Olimpia è una squadra in grado di ribaltare, non si chiude anche niente, a meno che nel frattempo non ci sia qualche altro risultato a venirci incontro. Però questa squadra ha iniziato dalla prima giornata a ragionare una gara alla volta, poi a un certo punto c'è stata data una credibilità che però ad agosto io non ricordo di venisse attribuita. Quindi no, io non ho mai cambiato questo genere di comportamento, quindi adesso pensiamo alla partita con Olbia, che chiude comunque queste 2 partite in casa, vediamo anche gli altri risultati, poi penseremo alla trasferta dell'Olimpia. Nel frattempo lavoriamo per recuperare la situazione fisica e chi è mancato in queste ultime partite. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre